Cerimonia solenne nel Salone del Consiglio Provinciale di Genova per l'apertura dell'anno giudiziario 2012 del Tribunale Amministrativo Regionale, con la relazione del Presidente Santo Balba davanti ai rappresentanti di tutte le istituzioni, della magistratura e degli avvocati. Sono stati 1399 i ricorsi al TAR della Liguria nel 2011 e oltre il 40%, 568, riguardano l'edilizia urbanistica, il 20% in più dell'anno precedente, anche in conseguenza dell'approvazione di diversi piani urbanistici comunali. Numerosi anche i ricorsi che riguardano persone straniere, 189, il pubblico impiego, 149, appalti pubblici di lavori e servizi, 77. Due ai temi chiave della relazione del Presidente Balba, che presiede il TAR Ligure dal dicembre 2007, tornato a Genova dopo 6 anni alla guida del TAR abruzzese. Il successo, nella drastica riduzione da allora dell'enorme mole arretrata di ricorsi pendenti, anche da decenni, è l'aver introdotto misure, anticipatrici anche del nuovo codice di procedura amministrativa, per dare tempi certi e ragionevoli al processo. Per ridurre l'accumulo del contenzioso arretrato è stata invertita la prassi precedente che concedeva la misura cautelare, prevalentemente la sospensione dell'atto impugnato, senza però arrivare alla sua trattazione nel merito, anche per decenni. Oggi il TAR, nella stessa ordinanza in cui accoglie le istanze cautelari, fissa l'udienza di merito in tempi compresi tra qualche mese e un anno. E l'arretrato da fine 2007 a febbraio 2012 si è ridotto a un sesto. Da 25.000 siamo a 4.500, insomma arrotondo un po' le cifre, ma il problema non è tanto la riduzione dell'arretrato, il problema vero è quello di celebrare i processi in tempi assolutamente ragionevoli, e i tempi assolutamente ragionevoli, ma non lo dico io adesso, lo dice la Corte di Giustizia, sono tempi che si calcolano non in decenni, ma dovrebbero calcolarsi al mese o al massimo ad anno. Il dato più significativo è garantire per i nuovi processi tempi ragionevoli, e i tempi ragionevoli non dovrebbero mai sforare l'anno in cui il ricorso viene presentato e quello successivo, ma proprio come termine massimo. L'assessore Monica Puttini, che ha rappresentato l'amministrazione provinciale alla cerimonia, si è complimentata col Presidente Balba per i risultati e l'attività del TAR. L'importanza di una riduzione dei tempi delle procedure, quindi per arrivare al giudizio, e c'è stato uno smaltimento dell'arretrato molto, molto importante. Soprattutto dimostra quanto nel territorio ligure ci sia un'attività rivolta proprio al cittadino, e questo anche in sintonia con quello che è sempre stato anche il nostro spirito nell'azione che noi facciamo per il territorio.